Cerimonia ufficiale di consegna al Comune di Favara della tela sul bene comune, opera dell'artista locale Amelia Russello. Il dipinto olio su tela è stato collocato nell'aula consiliare Falcone Borsellino alla presenza delle autorità cittadine. Visibilmente emozionata l'autrice del quadro, che prima della sua scopertura ha spiegato in aula i contenuti dell'opera stessa. È una sede veramente ideale. Questa è l'aula dove vengono decise le sorti di questa nostra città e mi rende felice l'idea che nelle varie riunioni che vi si terranno i partecipanti potranno volgere lo sguardo verso quest'opera e riferirsi a questa nell'adempimento dei propri doveri. L'opera è altamente evocativa. Ho sintetizzato il mio concetto sul bene comune rappresentando un gioco antichissimo come l'antina. Scusate l'emozione, non mi nota la voce mi porta. Questa tela, al di là anche della significazione e delle rappresentazioni che Amelia ha voluto fare, ha un nome ed un cognome. Si chiama bene comune. E il bene comune di una città non può che passare da questa sede. L'augurio è quello che da qui in avvenire, nei prossimi anni, questa tela possa essere la luce, il faro per tutti quanti, per chi siederà in questi banchi, e questa, siccome rappresenta l'espressione della città, del popolo favarese, possa essere appunto il motore delle nostre azioni quotidiane, sia da cittadini sia da rappresentanti delle istituzioni. L'azione dell'Arma dei Carabinieri si integra con il concetto di bene comune, però è giusto anche che sia il singolo cittadino a proporsi, a presentare per primo, no? Qual è l'azione fondamentale del vivere bene all'interno della società, della collettività, essere per primo, fungere per primo da esempio per gli altri ed essere quindi un punto di riferimento da emulare per tutta la collettività. Questo ci agevolerà moltissimo nei nostri interventi, quindi eviteremo di fare sempre attività di tipo preventivo-repressivo, insomma, e riusciremo anche a applicare più serenamente. Il valore del bene comune con un dipinto che suole essere splendido della nostra amica pittrice all'interno di un'aula importante, perché è l'aula all'interno della quale si trattano i temi della nostra comunità e della nostra città. Il quadro di Amelia Russello era stato presentato al pubblico nello scorso mese di maggio in occasione della chiusura del ciclo di incontri sul bene comune promossi dalla comunità ecclesiale Consiglio Pastorale Cittadino di Favara, area Padre Pino Pugliesi, diretta da dottor Gaetano Scorsone. La trovata così fuori dal comune, per l'azzardo di similitudine che Amelia ha voluto trarre, ci colpì particolarmente e quasi immediatamente si pensò a questo gesto che voleva ancora una volta significare la vicinanza della comunità ecclesiale al ruolo di responsabilità che gli amministratori svolgono nella nostra comunità, coloro che ci governano. È un'emozione grandissima oggi vedere la tela della nostra cara Amelia, vedere la luce qui nell'aula consiliare che rappresenta, tutta la comunità, il cuore pulsante della comunità, il luogo dove si decidono le sorti del nostro futuro. E poter avere, così come diceva il Presidente del Consiglio, l'amico Leonardo, poter avere un faro guida all'interno di questo civico consesso che possa orientare la volontà di tutti a mettere da parte i particolarismi e proprio orientare in maniera motivata e sincera e determinata, anche con un po' di sana e ponderata audacia, le scelte verso il bene comune che è il bene di tutti, è motivo di grande compiacimento.